Colminetti, rende dichiarazioni spontanee, prego. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei innanzitutto dire che questa storia ha scatenato su di me, e vorrei sottolineare soltanto su di me, una feroce campagna di odio e diffamazione, portata avanti con ogni mezzo di comunicazione, giornali, televisioni, rete web, che non credo possa avere un precedente dal dopoguerra ad oggi nella storia d'Italia, fondata su una cattiveria e una malvagità circa la cui origine bisognerebbe seriamente indagare. Ogni mia pubblica apparizione, la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale o più semplicemente la mia presenza alle udienze di questo processo è stata occasione scatenante di qualsiasi nefandezza contro di me, tanto che ho deciso con i miei avvocati che non era più il caso di continuare a frequentare il processo, se non per lo stretto necessario, come appunto lo è questa occasione. Ciò nonostante, va detto, le attenzioni serbatemi da questo tribunale che ringrazio. All'aggressione mediatica di cui ho detto, e mi pare di poter affermare che sia a tutti obiettivamente nota, è seguita un'ondata di disprezzo nei miei confronti tanto grave quanto preoccupante, ovunque, per strada, al bar, al ristorante, sui social network. Ho ricevuto e continuo a ricevere insulti, minacce e aggressioni di ogni tipo e gravità, sia contro di me che contro la mia famiglia. Fatti questi che mi hanno costretta in numerosi casi a presentare denunce e querele, che comunque non mi hanno protetto e non mi proteggono dalle paure che mi porto dietro e con le quali sono costretta a convivere. Degna conclusione di questa inverosimile storia è la richiesta avanzata di condanna dai pubblici ministeri. Spero che qualcuno un giorno riesca a spiegarmi che cosa ho fatto di così straordinariamente terribile. Le parole dei miei accusatori, che ho pure avuto modo di ascoltare attentamente nella diretta online, sono davvero sideralmente lontano da quanto è accaduto e soprattutto dalla verità che pure dicono di ricercare quale unico obiettivo. Proprio a tal proposito ritengo che sia necessario e doveroso chiarire alcuni punti essenziali. Sono arrivata a Milano nel 2006, avevo 21 anni, per seguire il corso di laurea di igiene dentale presso l'ospedale San Raffaele di Milano, percorso di studi che ho frequentato con profitto, laureandomi in corso e con il massimo dei voti. Ho accompagnato i miei studi cercando di fare qualche lavoretto, così come accade a tanti studenti fuori sede, per avere qualche soldino in più nella vita di tutti i giorni. Ho iniziato facendo la hostess a eventi e fiere, proprio ad una di queste, la Fiera del Ciclo e Motociclo nel 2008, casualmente ho avuto l'occasione di stringere la mano per la prima volta all'allora Presidente del Consiglio. Solo grazie alle mie forze, tengo a sottolinearlo, sono riuscita ad ottenere la mia prima partecipazione già nel 2007 ad una trasmissione televisiva sulla RAI in cui ho lavorato per ben 2 stagioni. Successivamente ho avuto l'occasione di partecipare con successo ai casting di un secondo programma televisivo, Colorado Caffè, trasmesso sulle reti Mediaset, entrando a far parte appunto del corpo di ballo. Ho sempre saputo ballare, essendo praticamente cresciuta nella scuola di ballo di mia madre, e questa fu l'unica ragione dei miei successi ai casting. Mi pare importante sottolineare che ancora non frequentavo e non conoscevo il presidente Silvio Berlusconi. Durante la partecipazione a Colorado Caffè, appunto, ho conosciuto la mia collega Maristel Polanco e siamo diventate amiche. Spesso ci incontravamo anche al di fuori del programma e così entrammo in confidenza. Mi raccontò della sua frequentazione con il presidente e che le capitava con una certa ricorrenza di partecipare a delle cene presso la sua residenza. Ne parlava con grande affetto e riconoscenza. Mi disse che Berlusconi le stava molto vicino e l'aiutava. Maristella all'epoca era una donna sola con una bambina piccola. Caso volle che di lì a qualche mese, durante, mi pare il febbraio del 2009, nel reparto di dermatologia diretto dal professor Mercuri, che stavo frequentando in vista dell'esame di dermatologia, incontrai Silvio Berlusconi, che era in visita presso l'istituto. In quell'occasione gli riferivo di aver sentito parlare molto bene di lui dalla mia collega Maristel, che magnificava le sue qualità di persona affabile, cortese e generosa. Mi apparse molto lusingato e da quel momento posso dire che iniziò un discreto corteggiamento da parte sua, anche tramite la stessa Polanco, attraverso la quale mi invitò ad una serie di queste famose cene, che come noto anche in questo processo, esistevano esattamente negli stessi termini molto prima che io venissi introdotta. Non nego e dico apertamente che fui da subito molto affascinata dalla personalità e dal grande carisma che esercitava su di me il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Nacque così dapprima un rapporto di grande amicizia, che successivamente sfociò in una relazione sentimentale. La nostra relazione, che io ritenni sempre esclusiva, si concluse sul finire di quell'anno, anche se i rapporti continuarono ad essere di straordinario affetto e grande amicizia. Al di là delle critiche, delle opinioni personali che ognuno è libero di formulare, delle certe quanto maliziose strumentalizzazioni che ha subito e sicuramente subirà questa storia, tengo a precisare proprio qui in quest'aula di tribunale e una volta per tutte che il mio è stato un sentimento d'amore vero nei confronti di Silvio Berlusconi. Ciò detto, va da sé che iniziai a frequentare il Presidente e le sue abitazioni. Partecipavo a cene, pranzi ed è capitato che mi fermassi sua ospite per più giorni presso le sue residenze. Così come capitava che parlassimo del mio futuro e di quello che avrei voluto fare dopo la laurea. Era chiaro, avendo noi una relazione sentimentale, che egli sarebbe stato felice di aiutarmi. In particolare avevo espresso il desiderio di cimentarmi in politica e quasi per caso si presentò un'occasione importante durante la preparazione delle liste per le elezioni del Consiglio regionale in Lombardia. Il Presidente mi disse che Don Verzé, l'allora rettore del San Raffaele, avrebbe avuto piacere di avere un esponente del suo istituto all'interno del Consiglio regionale e siccome lo stesso Don Verzé in più occasioni pubblicamente si era espresso con giudizi lusinghieri nei miei confronti, venne quasi spontaneo pensare a me. È inutile dire che con una gioia pari alla inconsapevolezza decisi di accettare la proposta. È per questa via che ho avuto l'accidente di entrare come parte attiva in politica, con un ruolo, mi sono resa conto, di grande responsabilità, rispetto al quale non ero pronta. Nemmeno questo, tuttavia, giustifica il feroce e inconsulto odio verso di me. Come tutti sanno, se non altro per le numerose pubblicazioni sulla stampa, in Italia non sono stata l'unica ad aver acquisito un incarico pubblico grazie al listino bloccato sia nei consigli regionali e soprattutto in Parlamento, mi si consenta di dire tanto, fuori da ogni ipocrisia. Quanto alle cene di Arcore, ritengo di averle descritte, sia pure con toni sicuramente esuberanti e scherzosi, che ben si addicono ad una conversazione tra vecchie amiche, nella famosa telefonata con la Tumini, un'amica d'infanzia, per me una sorella, con la quale per tanto tempo ho condiviso la mia camera da letto, che pensavo di aiutare anche in quell'occasione e che invece ha fatto di tutto per colpirmi alla schiena come il peggiore dei traditori, ricoprendomi di infamia per un antico dualismo tutto suo, evidentemente mai subito. Forse quello che manca in quella telefonata è il clima di confidenza che si era stabilito tra alcune delle ragazze che frequentavano la casa del Presidente. Quanto alle case in via Olgettina, come tutti sanno, io abitavo lì sin dal 2008 per comodità all'università. Alcuni mesi dopo, la mia collega e amica Maristel Polanco, che di tanto in tanto passava da casa mia, mi chiese di domandare al proprietario dello stabile se avesse un appartamento libero per lei, al fine di avvicinarsi al posto di lavoro, cioè agli studi Mediaset. Così come l'ho messa in contatto col gerente dell'immobile, col quale nel frattempo avevo instaurato un rapporto di fiducia, ed essi conclusero in piena autonomia il contratto di locazione. Successivamente, nella primavera del 2010, accade che avendo intenzione di trasferirmi a casa del mio neofidanzato, avrei dovuto abbandonare il mio appartamento di via Olgettina. In quel periodo sono venuta a conoscenza che la signora Ioana Visan stava cercando a sua volta un'abitazione presso cui trasferirsi. Così ci accordammo e in sintesi subentrò nel mio contratto di locazione, evitando così a me di pagare le mensilità mancanti alla scadenza del contratto. Il resto delle ragazze vennero ad abitare lì in ragione di una sorta di passaparola che si era sviluppato nell'ambito delle serate, anche perché era poi emerso che il Presidente fosse disponibile a pagare i canoni delle mensilità di affitto di quegli appartamenti, come già accadeva poi per altri. Il mio particolare coinvolgimento in quella che, con molta fantasia, è stata definita la gestione delle Olgettine, come se fosse una casa per appuntamenti, prende spunto da due circostanze del tutto accidentali. Il fatto che si era venuto a sapere del mio rapporto di fiducia con il signor Fabbri, gerente degli appartamenti, e che a volte il fatto che alcune di queste ragazze, come era capitato a me da studentessa, non avessero una busta paga da offrire in garanzia e quindi fossero prive dei requisiti per firmare il contratto.
Ho avuto il torto, a questo punto devo dire, di essermi improvvidamente offerta a fare intestare in 2 o 3 occasioni il contratto a me, coinvolgendo anche mio padre per le garanzie sugli stessi. Per facilità, insomma, si ripeteva lo stesso schema che il mio papà aveva adottato con me quando io studiavo. A questo punto, figurando come titolare del contratto e non volendo dare grattacapi a mio papà, mi sono presa la briga, il dovere, di controllare la regolarità dei pagamenti relativi a questi contratti, portando talvolta le cedole personalmente a Ragionier Spinelli, col quale avevo dei buoni rapporti e che di fatto provvedeva a pagare in altre occasioni e col medesimo intento, mi facevo inviare le quietanze per avere la certezza dell'avvenuto pagamento. Quanto alle rarissime occasioni in cui mi sono offerta di portare i cedolini per qualche altra amica, è stato evidentemente un puro atto di cortesia e in fondo pensavo che non mi sarebbe costato nulla. In ultimo è doverosa una considerazione sulla vicenda Ruby. L'ho conosciuta ad Arcore, credo il 14 febbraio del 2010, come tutte le altre partecipanti a quella serata, e così come accaduto a tutte le altre non ho mai avuto modo di dubitare che l'età di Ruby fosse quella da lei dichiarata. Mi stupisce continuare a leggere i 122 contatti telefonici con lei, anzi, lo escludo decisamente che gli stessi si riferiscono a fatti diversi da quelli poi accaduti il 27 maggio del 2010. In quest'ultima occasione, e solo perché richiesta, mi sono prestata quella che, da parte del Presidente, era la volontà di aiutare nella precisa identificazione della persona che in quella, solo in quella occasione, si era rivelata essere una minore. Dopodiché, in quei frangenti, emerse anche la necessità dell'affidamento di Ruby, comunicatomi dall'ispettrice Iafrate. Ancora una volta, come atto di generosità, mi prestavo nell'immediato all'occorrenza, pensando di fare del bene. Alla fine si trattava di un atto temporaneo e formale, al fine di poter consentire alla Ruby di tornare a casa sua e non passare la notte nella camera di sicurezza della questura, così come mi spiegava poi la dottoressa Iafrate stessa. Concludo nel dire, insieme con quello che è stato accertato in questo processo, che io non ho mai invitato nessuna delle parti offese a nessuna delle cene del Presidente. Continuo a non capire cosa posso aver organizzato, anche perché non ho organizzato nulla. Ritengo che l'accusa si fondi solo su un teorema, privo della indicazione di concreti fatti di reato, fondato su un malcelato moralismo. Spero, riponendovi tutta la mia fiducia, che in questo tribunale si faccia giustizia, restituendomi un poco della serenità perduta, distinguendo tra giudizi personali e responsabilità penali. Grazie.